Il disastro assolutamente imprevisto sulla superficie lunare ha avuto ripercussioni catastrofiche anche qui, sulla Terra. La variazione della gravità, i terremoti negli Stati Uniti, specialmente lungo le coste della California, nella Jugoslavia e nella Francia meridionale, hanno causato enormi danni all'uomo e al patrimonio. La Commissione internazionale di finanziamento col nuovo commissario discute in seduta straordinaria ininterrotta per decidere quali siano le possibilità di intervento e di soccorso per le 311 persone, uomini e donne, della base lunare Alpha. Sono poche comunque le speranze che qualcuno sia sopravvissuto al disastro. In un primo tempo si era pensato di poter intervenire dalla piattaforma spaziale, ma poi si è visto che anch'essa è andata distrutta. Inoltre è stato stabilito che la spinta iniziale dovuta all'esplosione ha portato la Luna al di fuori del raggio di qualsiasi. Cerchi di captare qualunque segnale da qualunque pianeta. Portogruaro, politica in movimento. Paolo Scarpa ci ha ripensato e spiazza tutti. Lo tenga. Si candiderà a sindaco di Portogruaro con una sua lista, si chiamerà Lista 6 Stelle. Anche la regia in qualche modo è sorpresa da questa notizia, però tant'è, la notizia è verificata. Forse il nostro futuro è là. Anche perché Michele Placido rilascia interviste soltanto a TV nazionali, ma anche noi ormai con lo streaming siamo diventati non nazionali, internazionali. Grazie per la pazienza e l'attenzione, linea al break alla regia per le previsioni meteo.